Pomeriggio di follia, paura e terrore a Mestre, in Riviera 20 settembre, al bar Riviera, quando, verso le 16:30 di lunedì 17 luglio, un 28enne di origine tunisina in preda a una crisi di astinenza da droga ha iniziato a dare letteralmente di matto, tirando per aria e rompendo ogni cosa si trovasse lungo il suo passaggio, mettendo nel panico tutti i clienti presenti in quel momento, perché era venuto qui, sembra, in cerca di droga e però non l'ha trovata, parrebbe, perché normalmente sarebbe andato a rifornirsi nel bar che si trova alla mia destra, bar 10.000, chiuso con provvedimento del questore perché frequentato da pregiudicati tossici e sbandati lo scorso venerdì 14 luglio per 15 giorni. Il provvedimento di natura cautelare, adottato anche grazie a diverse segnalazioni dei cittadini e soprattutto alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dei controlli eseguiti, gli stessi che chiede ora il proprietario del bar Riviera, che sta effettuando altresì una raccolta firme da inviare al prefetto di Bari per chiedere tornino ai presidi fissi di forze dell'ordine, come durante la pandemia, dice. Ora è caccia al tunisino da parte degli agenti della Polizia Locale di Venezia, che stanno passando al setaccio tutti i filmati delle telecamere presenti nell'area semipedonale della città. Tunisino già con precedenti e su cui grava un daspo urbano del questore.